sognare significa poterlo fare. E se si deve sognare, Anna Maria, bisogna sognare in grande. Sai, siamo appena tornati dai Rimini, dove la federazione ha dedicato quest'anno 2 giorni dedicati alle persone speciali come te. 2 giorni alle persone che amano danzare, che si vogliono avvicinare alla danza e che è diventato un avvenimento anche mondiale. Perché questi atleti adesso girano il mondo, cioè sembra una cosa stranissima, però se si vuole si può. Beh, prima di salire sul palco lei era emozionata, è scappata anche qualche lacrima, ha detto no, mi emozionerò talmente tanto che non riuscirò a fare niente, e invece è stata bravissima! Brava, 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 brava la nostra Anna Maria! Crederci sempre! Ma rimarresti qui con me? Rimarresti qui con me? Dai, dopo ti porto io, Devi andare a prepararti, devi andare a preparare. La porto io, ti giuro che la porto io, Allora, la prossima coreografia. Beh, visto che ci abbiamo preso gusto a stare qui sul palco, no? Perché scendere subito, vero Anna Maria? Sapete, ogni tanto mi telefona, mi fa qualche confidenza, mi fa un buon augurio, è vero? Ogni tanto mi chiama, mi dice cosa fai di bello? Io sto facendo questo, io sto facendo quest'altro, ogni tanto mi parla della sua cagnolina. E beh, tante cose belle, perché nella vita bisogna, come ho detto prima, sognare, vero? E lei sogna di fare tante cose e io sono convinta che le farai. Sai, la prossima esibizione è un gruppo di bimbe del corso del coreografico del primo livello. Tu lo sai, no? Chi deve danzare adesso, vero? Perché hai seguito le prove a scuola, hai seguito un po' tutto. Loro hanno dai 6 agli 8 anni. Sono qui stasera per mostrarci cosa hanno preparato quest'anno, ovviamente, perché hanno lavorato tutto l'anno. Io non vi nego che durante le competizioni ho avuto il piacere di seguirli, perché loro gareggiano, sono atleti, come ho detto prima, e giustamente devono andare in gara. Quello che ci presenteranno questa sera è uno show tratto dal film Ribelle. E quindi, Anna Maria, accogliamo con un grande applauso qui sul palco Samantha, Martina, Noemi, Jennifer, Aurora, Martina, Giorgia e Amalia. Loro vanno a prendere posizione e noi liberiamo la pista. Dai, vediamo. Vado? Fatemi un applauso! Prende il sole su di me.
sono brave! Era tutto qua l'applauso? Ma non è possibile! Ma quella signora lì in fondo, lì che vedo che non applaude. Ah, ecco, sì, ci siamo. Lo spettacolo adesso continua, loro sono la coppia più piccola del team, lui ha 5 anni, lei ne ha 7, ballano appena da 6 mesi. Insieme ci presentano, ovviamente sempre portandoci in quella fiaba di Walt Disney, questa volta lo show è di Cenerentola. Signori, Samuel D'Alessandro e Anastasia Tisci, via con show di Cenerentola! Taragadula, mencicabula, bibidi bobidi, fa la magia, bibidi bobidi boo. Con Salagaduna puoi far tutto quel che vuoi, ma la frase però che tutto può è bibidi bobidi santo cielo, è tardi sai, perdi il ballo se non vai, in carrozza, monta, vesta, e divertiti alla festa. Il giovane principe che si inchina alle invitate, ad un tratto alza gli occhi, il suo viso si illumina perché, ecco, gli appare la fanciulla dei suoi sogni. I sogni son desideri chiusi in fondo al cuore, nel sonno ci sembra veri e tutto ci parla d'amore. Se credi chissà che un giorno non giunga la felicità, non disperare del presente, ma credi fermamente che il sogno realtà diverrà. Se credi chissà che un giorno non giunga la felicità, non disperare del presente, ma credi fermamente che il sogno realtà diverrà. Non disperare del presente, ma credi fermamente che il sogno realtà diverrà. Ma quanto sono belli! Samuel, vieni qua, vieni. Allora, ascolta, giriamoci di qua, aspettate che vengo giù. Allora, Anastasia ti ha detto, girati verso il pubblico, Anastasia ti ha detto, balliamo insieme, e tu hai accettato. O tu hai detto a lei, balliamo insieme, e lei ha accettato. No, io non ho detto niente. Niente. Quindi lei ha detto a te, Samuel, balliamo. E tu hai detto, beh, vabbè, balliamo. Sì? Sì. Sicuro? Non sei andato tu da lei a dirgli, ma non è che vuoi ballare con me? No. Vabbè, ma adesso che hai iniziato a ballare con lei, ti piace? Ah, mo le piace però. Sì, e adesso come vuoi diventare, bravo? Come chi? Come chi? Dimmi un nome di un ballerino che ti piace. Non so. Come Michele? No. Come, che ne so, un altro della scuola? Un altro amichetto della scuola? No. No. Vuoi diventare bravo come Samuel? Sì.
Lo dicevo io, Quindi praticamente il migliore della scuola sei tu. Sì. E vai che ci siamo riusciti! L'applauso grande, dai! Bravi! Adesso bisogna prepararsi perché bisogna andare in gara, lo sapete, no? Ve l'ha detto la maestra, no? Che bisogna iniziare a fare le gare, è vero? Ma tanto tu sei pronta, ci vuoi andare, punto. Vero? Ancora no, ancora è prestino. No, ci vuole andare, dai, ci vuole andare. Facciamo così adesso. Adesso andiamo tutti dalla maestra e io presento. Facciamone ancora un bel applauso. Ma quanto sono belli! La prossima coppia, non è che ci distanziamo tanto da questa, però un pochetto più grandi sono. Loro sono competitori nazionali nella 8-9 anni classe C. Praticamente sarebbe il primo livello per iniziare a danzare, ad essere atleti. Ballano insieme da settembre. Hanno vissuto fantastiche emozioni quest'anno partecipando al campionato italiano di Rimini, proprio di questo grande evento che è durato 15 giorni a Rimini, dove ha visto 36.000 atleti provenienti da tutta Italia danzare in questi 5 padiglioni nel quartiere fieristico di Rimini. Ma sono anche vincitori al Trofeo dei Castelli e al Bari Open. Lei è stata premiata come l'atleta più piccola in competizione. Beh, loro si presentano sullo show di Biancaneve, signori Thomas Vulpio e Martina Balzano. Vai Martina! Vai Thomas! E l'applauso della città di Canosa! All I need
con il vostro samba, bravi ragazzi. Dobbiamo uscire dalla pista. O vuoi rimanere qua? Vuoi rimanere con me? Presentiamo i prossimi che devono entrare? E poi usciamo insieme? Sì, dai, facciamo così. I prossimi ad entrare in pista. I prossimi ad entrare in pista sono gli atleti del secondo livello. Dopo un anno di preparazione loro si sono presentati alla competizione il Trofeo Primavera che si è svolto il 5 giugno a Giovinazzo. Si sono classificati come? Al primo posto, ovviamente, al primo posto nella categoria degli under 13, anche se loro erano molto più piccoli. Hanno dai 9 agli 11 anni. Loro si esibiscono nella coreografia di Pinocchio e quindi andiamo a seguirci questa fantastica coreografia. Signori, chi ce lo interpreta? Francesca, Roberta, Angelica, Elisabetta, Giulia, Alessandra, Laura, Cristina, Asia, accompagnati da Antonio Di Molfetta e Angela Filograsso. Loro sono dei competitori a livello italiano della 12-13 classe C. Si sono presentati anche loro al campionato italiano che si è svolto a Rimini. Sono riusciti a battere più di 60 coppie. Signori, andiamo a gustarci questo splendido spettacolo di Pinocchio. Dai, andiamo Martina. 3, 2, 1 e si va con la musica. Signori, Pinocchio, primero il corazón. Geppetto, smettila di lavorare, è solo un burattino, non sarà mai un figlio perfetto. Si è mosso! Capirai, lui è il gatto ed io